Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Incidente mortale lungo la strada provinciale 16 che collega Lentini a Scordia. A perdere la vita Giuseppe Maggiore, che era alla guida della sua auto e che è precipitata sotto un ponte. Nel sinistro sono rimasti feriti il nipote e il figlio dell'uomo. Sequestrate 2 tonnellate di sigarette di contrabbando a Palermo dalle Fiamme Gialle. Le stecche sono state rinvenute all'interno di 2 furgoni fermati in via Ernesto Basile. Arrestati 2 uomini alla guida dei mezzi pesanti. Sequestrato 1 chilo di droga dai finanzieri di Messina, trovata nell'auto di un uomo appena sbarcato dalla costa calabra. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l'uomo è stato trasferito nel carcere di Gazzi. Arrestato un 44enne di Bagheria ritenuto responsabile di atti persecutori ai danni di un'intera famiglia. L'escalation criminale è culminata con l'incendio dell'autovettura di proprietà delle vittime, parcheggiata nelle vicinanze della loro abitazione. Cresce il numero di passeggeri all'aeroporto di Catania, sono stati superati i 10 milioni nel 2023. La crescita è stata maggiore nei voli internazionali rispetto ai voli nazionali. Per il 2024 si prevede un ulteriore sviluppo. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento questa sera alle ore 19:30. Arrivederci.